Brillante Torino e Mirafin cercano i primi 3 punti di questa stagione, è il primo atto della Serie B di Futsal Italiana 2017-2018, girone E in campo Brillante Torino e Mirafin. In sovraimpressione subito le due formazioni, partiamo dal Torino che schiera con il numero 1 Di Ponto, con il numero 2 Sant'Angelo, con il numero 3 Fortini, con il numero 4 Dallago, con il numero 5 Zito, con il numero 6 Ansidei, con il numero 7 Cerri, con il numero 8 Fantini, con il numero 9 Savi, con il numero 10 De Vincenzo, con il numero 11 Costi e con il numero 12 Alessi. Questi 12 uomini a disposizione di mister Maurizio Venditti. Risponde dalla parte opposta la Mirafin con il numero 1 Mazzuca, con il numero 17 Moreira, con il numero 30 Imer, con il numero 4 Gioia, con il numero 5 Ardone, con il numero 6 Gelvé, con il numero 7 Sordini, con il numero 8 La Pietra, con il numero 9 Battella, con il numero 10 Duarte, con il numero 11 Petrucci e con il numero 12 Benasciuti. Questi 12 invece a disposizione di mister Maurizio Salustri. Sarà il Mirafin a toccare il primo pallone di questa partita, primi 3 punti del girone in palio tra Brillante Torino e Mirafin. Attendiamo il fischio, i direttori di gara che arriva in questo momento. È partita Brillante Torino Mirafin, prima giornata del campionato di Serie B di Futsal. Subito pallone gestito dal Mirafin. Duarte lo gioca all'indietro, possesso Mirafin, sale la pressione del Torino, il tocco all'indietro di Gioia, il lancio in avanti di Mazzuca, occhio a Emer che prova la conclusione. Trascorsi in Serie A per Rodrigo Emer, una stagione al Napoli, lo scorso anno al Futsal Isola, retrocessione dalla Serie A per Emer e compagni. Primo possesso della gara intanto per la Brillante, primi minuti di gioco, 0-0 il parziale appunto tra Brillante e Mirafin. Emer in marcatura, possesso gestito da Costi, pallone per Fantini, giro palla della Brillante. Dallago, la torca laterale, sale la pressione per un attimo della Mirafin, prova a spingere la Brillante che alla fine guadagna una rimessa laterale, pallone rilanciato lungo, controlla dalla parte opposta Di Ponto che fa ripartire l'azione, prova l'1 contro 1 Cerri che viene steso, sarà calcio di punizione in favore della Brillante. Arriva anche il cartellino giallo sventolato all'indirizzo di Sordini, dunque primo ammonito del match Sordini per il Mirafin. Calcio di punizione per Mario Sant'Angelo, maglia numero 2 verde. Brillante che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi, completo verde, pantaloncini bianchi con righe bianche sulle spalle, completo blu con rifiniture nere e bianche. Invece per il Mirafin si è battuto il calcio di punizione. Zito gestisce il possesso scaricando su Cerri, pallone all'indietro per Di Ponto, lancio lungo, non trova nessuno dei suoi compagni di squadra, rimessa dalla parte opposta per Federico Mazzuca, la gioca corta Mazzuca, prova ad andarsene un giocatore della Mirafin lungo l'out di destra, si tratta proprio di Sordini, ammonito pochi istanti fa. Possesso che torna della Brillante, parziale ancora sullo 0-0. Sant'Angelo, possesso Mirafin, pallone che arriva dalle parti di Savi che lo gioca ancora all'indietro. Sant'Angelo, Savi schierata all'interno della sua metà campo il Mirafin, ancora Sant'Angelo con il mancino, punta in 1 contro 1 l'avversario, poi torna indietro, occhio che sale la pressione della Mirafin, prova ad andarsene qui Zito, pallone riconquistato da Mazzuca che ha già fatto ripartire l'azione. Gioia controlla con il sinistro, con l'esterno, serve il pallone a Gelvé, Gioia ancora fermato, recupera la Brillante. Sant'Angelo cambia lato, pallone per Savi,
altro taglio centrale, si chiude la difesa del Mirafin che prova anche a scappare in contropiede. Si riparte con il possesso per la squadra allenata da Maurizio Salustri. Gioia alla fine si accontenta della rimessa dal fondo, sarà Mazzuca a far ripartire l'azione del Mirafin. Pallone lungo in avanti, arriva l'anticipo di testa, prova a tenere in campo il pallone Zito che non ci riesce. Matteo Zito, romano, classe 1996. Rimessa laterale battuta dalla Mirafin con Gelvé. Emer, di ritorno per Gelvé, ancora Emer, sempre possesso Mirafin. Emer che va ad impostare da dietro, a scandire il giropalla della Mirafin. Buona la sponda di Battella. Emer, eccolo ancora Battella, difende il pallone, prova il colpo di tacco, arriva su di lui la pressione di Zito. Bravo Battella a difendere la sfera, poi incomprensione tra i giocatori della Mirafin. Rimessa laterale regalata alla Brillante Torrino che prova a rincominciare da dietro il giropalla con Zito. Pallone per Ansidei, sale la pressione del Mirafin, se la cava in qualche modo la Brillante. Sant'Angelo all'indietro, pallone poi giocato in avanti per l'1 contro 1 di Savi, prova ad andarsene, subisce il fallo di Batella, calcio di punizione in favore della Brillante. Interessante punizione per la squadra allenata da Maurizio Venditti. Si sistema il pallone Ansidei. Le indicazioni del capitano della Brillante ai suoi compagni di squadra. Vediamo se Ansidei andrà direttamente alla conclusione in porta. Ansidei prova a calciare di punta in due tempi, in qualche modo Mazzuca riesce a controllare il pallone sulla linea di porta, poi Mazzuca prova a lanciare la corsa di Emer. Si salva la difesa del Brillante Torrino in calcio d'angolo. È proprio Rodrigo Emer che andrà a battere il corner. Pallone giocato all'indietro per Batella, recupera la Brillante che prova a scappare in contropiede. Buona la chiusura di Gelvé, se non andiamo errati in rimessa laterale. E dunque rimessa Brillante, inquadratura per Federico Mazzuca, estremo difensore del Mirafin, classe 1990. Rimessa laterale per i piedi di Savi, la gioca all'indietro. Costi cambia lato, ancora il numero 11 in possesso, torna da Ansidei, si lotta al centro del campo, recupera alla fine la Mirafin. Gelvé prova ad andarsene, viene chiuso, lotta sul pallone, riesce a servirlo all'indietro per Batella, poi l'ultimo tocco è proprio di Alessandro Batella. Rimessa laterale battuta dalla Brillante. 0-0 al Palatorrino tra Brillante e Mirafin. 10 minuti e 38 secondi al termine del primo tempo. Abbiamo detto 0-0 il parziale. Rimessa laterale in arrivo per il Mirafin. Raccoglie il pallone Mazzuca, lo cede a Rodrigo Emer, è lui a scaricare l'indirizzo di Gelvé. Possesso gestito dal Mirafin. Emer con l'esterno, chiude per un attimo la difesa del Brillante, prova a ripartire da dietro Mirafin. Mazzuca controlla, alza la testa, va al rilancio lungo con il sinistro, troppo lungo dalla parte opposta, gioco facile di Ponto che lascia sfilare oltre la linea di fondo e fa ripartire l'azione della Brillante. Savi va allo scarico all'indietro, possesso Brillante, si fa vedere largo a destra Ansidei, riceve, altro cambio di lato, altro giro palla prolungato per la Brillante. Dal Lago la gioca di prima, poi taglio centrale
pallone perso da la Brillante, ci ha provato con il sinistro Gelvè, pallone fuori non di poco, occhio che dalla parte opposta prova a spingere la Brillante, recupera Mazzucca. Gelvè cerca il numero, riesce a servire il pallone a Emer, se ne va ancora Emer, la mette sul secondo palo e arriva il gol del vantaggio realizzato da Sordini. 10 minuti 32 secondi nel primo tempo, sblocca la partita la Mirafin con il gol di Sordini. Ha fatto tutto bene Rodrigo Emer, se n'è andato ad un avversario, ha visto Sordini solo sul secondo palo, ha toccato il pallone di Ponto ma non è riuscito a murare la conclusione di Sordini e dunque Mirafin in vantaggio 32 secondi dopo la metà del primo tempo al Palatorrino. Il gol di Sordini, lo stesso Sordini che adesso gioca all'indietro il pallone su Mazzucca, altro lancio lungo e un passaggio dalla parte opposta per Di Ponto, ma è arrivato il fallo commesso da Dallago ai danni di Marcelo Moreira. Occhio a questo calcio di punizione, nuovamente in favore del Mirafin, va a dire qualcosa il direttore di gara, Capitan Ansidei. C'è Sordini sul punto di battuta, vediamo se sarà lui a calciare oppure Alessandro Batella. La rincorsa di Batella che lascia lì il pallone per Sordini. Conclusione murata da Costi in calcio d'angolo. Corner Mirafin che è in vantaggio 1-0 al Palatorrino, decide il gol realizzato da Carlo Vittorio Sordini. Sordini che adesso va bene su questa linea di passaggio. Gioia, Duarte all'indietro, pallone ancora lungo all'indirizzo di Duarte che non riesce a tenerlo in campo. Riparte il Brillante Torrino che è sotto di un gol, quello realizzato da Sordini dopo 10 minuti e 32 secondi nel primo tempo. Prova il giro palla prolungato, la Brillante si fa vedere Dallago che riceve, scarica all'indirizzo di un suo compagno di squadra, sistemata con ordine all'interno della sua metà campo la Mirafin, che come ha occasione, come in questa circostanza, prova a riconquistare il pallone e a spingere, guadagna la rimessa laterale Moreira. Torna in campo De Vincenzo per mister Maurizio Venditti. Sarà rimessa laterale in zona d'attacco per Duarte, la gioca su Gioia, pallone sul sinistro, la conclusione di Gioia che impegna Di Ponto che allunga la traiettoria in calcio d'angolo. Altro corner per la Mirafin che, lo ricordiamo, è sempre avanti 1-0. Potrà battere adesso questo calcio d'angolo, pallone messo al centro dell'area di rigore, prova a girarsi Moreira, pallone che arriva tra i piedi di Gioia. Conclusione del numero 4, ancora murata in rimessa laterale, rimane in zona d'attacco il Mirafin. Gioia pressato, perde il pallone, lo recupera Fantini, prova ad andarsene in mezzo a due, viene chiuso dal Lago, poi sbroglia la situazione. Credo Duarte sia stato a respingere il pallone. Sarà rimessa laterale della quale si sta per incaricare Stefano Costi, pallone corto per Dallago, riceve sulla banda destra Savi, giro palla Brillante, sbaglia il controllo un giocatore in maglia verde, alla fine Di Ponto in qualche modo riesce a liberarsi del pallone. Duarte in verticale per Moreira, lo stesso Moreira, battere la rimessa, Gioia, Duarte
difende il pallone, prova ad andarsene, vince in maniera anche un po' fortunata un rimpallo, alla fine perde il pallone, 3 contro 3 che si sviluppa per la Brillante, bravissimo Gioia a chiudere, si ferma il numero 4, aspetta rinforzi, si appoggia all'indietro su Moreira, gran bella giocata difensiva di Gioia che alza la testa, aspetta il movimento di qualche suo compagno, poi scodella il pallone per la corsa di Petrucci, l'ultimo tocco della difesa, Duarte potrà battere il calcio d'angolo, Mirafin sempre avanti 1-0 al Palatorrino, pallone messo al centro dell'area di rigore, chiude la difesa della Brillante che potrà anche ripartire da una rimessa laterale, pallone giocato all'indietro, prova ad imbastire da dietro il possesso palla, Dallago scarica l'indirizzo di Savi, si ripassa per i piedi di Dallago, ancora possesso Brillante, pallone indirizzato dalla parte opposta del campo, Dallago controlla, scarica indietro l'indirizzo di Costi, prova ad andarsene, numero 11, si trascina il pallone direttamente in rimessa laterale, proprio Duarte con la maglia numero 10 ad incaricarsi della battuta. Eccolo Duarte, raddoppiato, non si scompone, alla fine però perde un bruttissimo pallone, pallone indirizzato poi sul secondo palo, Mazzuca è bravo a bloccare dalla parte opposta, a servire Batella, ha provato la conclusione con il mancino Alessandro Batella che ha ciccato il pallone, è già ripartita la Brillante che prova ad andarsene qui con l'1 contro 1 di Savi, raddoppiato e chiuso in rimessa laterale. Proprio Savi che va a recuperare il pallone, sistema la transenna a bordo campo, si incarica della battuta, si fa vedere Dallago, mette dentro il pallone però Savi, ma lo ha fatto dopo i 4 secondi a sua disposizione e dunque cambio di possesso. Buono qui il pallone sulla corsa di Duarte, fa buona guardia di Ponto, che lo lascia sfilare, fa ripartire, prova ad accelerare l'azione con 6 minuti e 4 secondi da giocare nel primo tempo, la Brillante che deve recuperare un gol al Mirafin. Intanto qui altro pallone recuperato da Duarte, la suolata all'indietro per Petrucci. Poi Batella, pressato, perde il pallone, recupera dalla parte opposta la Brillante, alla fine Duarte spazza, Petrucci prova ad andarsene a tutto campo, mette il pallone a rimorchio, altro controbreak del Brillante, conclusione tentata da Federico Cerri, murata dalla difesa in rimessa laterale, 1-0 Mirafin al Palatorrino. Decide ancora il gol realizzato da Carlo Vittorio Sordini. Brillante in possesso, Dallago prova a muovere a 2 tocchi il pallone da Brillante, la pressione qui su De Vincenzo che alla fine riesce a guadagnare una buona rimessa laterale nella metà campo difensiva del Mirafin. Cerri va a calciare, super parata di Mazzuca sulla conclusione di Cerri, bravissimo Mazzuca, si dispera Cerri, occasionissima per il pareggio Brillante, gran parata di Mazzuca, occhio che insiste però la Brillante, ancora Cerri, altro tiro, altra respinta della difesa. Mazzuca ha salvato il risultato letteralmente sulla conclusione di Cerri, vicinissima al pareggio la Brillante. Dallago pressato da Batella, Di Ponto, pallone in avanti, gestito spalle alla porta da Savi, si ripassa per i piedi di Dallago, sale la pressione del Mirafin con Emer, Savi prova ad andarsene, subisce il fallo di Emanuele Petrucci, calcio di punizione in arrivo per la Brillante Torrino.
si allaccia le scarpe Savi, che adesso va a recuperare il pallone, sarà lui a battere il calcio di punizione. Pronto Savi che la gioca all'indietro, Del Lago la tocca all'indirizzo di un suo compagno di squadra, ancora Del Lago chiuso in rimessa laterale, ma il pallone era già uscito. Arriva su questa rimessa il time out chiamato dalla panchina del Mirafin e dunque 4:32 da giocare nel primo tempo. Time out chiamato da mister Maurizio Sallustri, che vuole parlare con i suoi, che restano avanti 1-0 grazie al gol realizzato dopo 10 minuti e 32 secondi da Carlo Vittorio Sordini. Ancora squadre a rapporto dai due allenatori, anche le indicazioni di mister Maurizio Venditti all'indirizzo dei suoi. Brillante che ha avuto pochi istanti fa un'occasione clamorosa capitata sul destro di Cerri, super parata di Federico Mazzuca, che ha letteralmente salvato il risultato. Fischio dei direttori di gara a sancire alla fine del time out. Tornano in campo le due squadre, si ripartirà con una rimessa laterale in favore del Mirafin, della quale si incarica Sordini, colui che per il momento sta decidendo questa partita. Sordini la gioca all'indietro, vuole prendersi, lo fa in questo momento il pallone di ritorno, spinge centralmente, offre il pallone a Moreira, Emer, Sordini pressato, difende la sfera e passa ancora per i piedi di Emer, si fa vedere per ricevere Petrucci, lo fa in questo momento, porta il pallone, prova a scaricarlo, recupera la Brillante De Vincenzo, la gioca larga, la conclusione, pallone che arriva ancora tra i piedi di De Vincenzo, sempre Brillante in possesso, Savi, De Vincenzo, Dal Lago, pallone ancora per Cerri, Dal Lago, prolungato, giro palla del Brillante Torrino. De Vincenzo pensa per un attimo all'1 contro 1, cambia lato, sistemata dietro la difesa del Mirafin, prova a muovere il pallone la squadra di Maurizio Venditti, si riparte poi dai piedi di Punto, altro tocco corto, sale la pressione da parte di Sordini, in difficoltà su questo giro palla la Brillante, che regala il pallone a Sordini e compagni. Eccolo proprio Carlo Vittorio Sordini, pronto a battere la rimessa laterale, alza la testa, offre dietro il pallone a Moreira. Gelvé, pallone per Emer, bravo ad andarsene in 1 contro 1, arriva il fallo commesso da Del Lago e cartellino giallo, primo ammonito anche per la Brillante, dunque il numero 4 Lorenzo Del Lago. Era stato ammonito in precedenza Sordini per la Mirafin, un giallo per parte, uno è il gol di vantaggio proprio del Mirafin sulla Brillante. Occhio a questo calcio di punizione, ci sono Sordini e Gioia sul punto di battuta largo a sinistra, pronto a ricevere Emer, invece ha postato Marcelo Moreira sul secondo palo. Arriva adesso il fischio, si allontana Gioia, lascia il pallone a Sordini, non riesce lo schema alla Mirafin, si riparte allora dai piedi di Federico Mazzuca. Duarte difende il pallone, cambia lato su Sordini con l'esterno per Gioia, difende ancora benissimo Gioia, ma se lo trascina in rimessa laterale, guadagna diversi metri sul terreno di gioco la Brillante, che ha sempre un gol da recuperare. Giro palla dei ragazzi in maglia verde, poi la conclusione tentata da Francesco Fantini, che non mette paura a Mazzuca, lo stesso Mazzuca che con le mani farà ripartire l'azione della Mirafin. Lancio lungo, lotta sul pallone Moreira, Di Ponto recupera, Dal Lago gira di prima,
L'1 contro 1, pallone messo poi al centro dell'area di rigore, recuperato da Gioia. Moreira prova a far correre Gelvé, la mette forte al centro dell'area di rigore, viene rimontato però da Del Lago in calcio d'angolo. È pronto Sordini sul punto di battuta. Uno sguardo al piazzamento dei suoi compagni. Gelvé all'indietro da Mazzuca. Gestisce il possesso, il Mirafin prova a salire la pressione della Brillante, prova ad andarsene Gelvé che viene steso dal fallo di Fantini. Altro calcio di punizione in arrivo per la squadra di Maurizio Salustri. Eccolo l'autore del fallo, inquadrato Francesco Fantini. Pallone che arriva adesso dalle parti di Gelvé, sarà lui a far ripartire, lo fa in questo momento il gioco direttamente da calcio di punizione. Sordini all'indietro, Gelvé questa volta perde il contatto con il pallone e regala la rimessa laterale a Fantini e compagni. Proprio la battuta di Fantini che scambia con un compagno di squadra, è sempre lui a gestire il possesso, tocca largo, si fa vedere e riceve Zito. Del Lago, altro cambio lato, Fantini prova ad imbucare questo pallone in diagonale, lo fa bene, si prende anche quello di ritorno, prova a metterlo sul secondo palo, ma arriva, credo, un fallo commesso da un giocatore della Brillante. Non siamo riusciti a capire il fischio dei direttori di gara, anzi si tratta di semplice rimessa laterale, quindi nessun fallo. Il Mirafin che è ripartito con Gioia, non riesce il controllo a Moreira, altra rimessa riconquistata dal Brillante in zona d'attacco. Pensa per un attimo all'1 contro 1 Fantini, scarica l'indirizzo di un suo compagno di squadra, la pressione di Moreira, si fa vedere, riceve Sant'Angelo, altro cambio di lato, altro possesso prolungato per la Brillante. Si fa saltare qui, pallone che arriva sul secondo palo, si era fatto saltare con troppa facilità Sordini, lo stesso Sordini che adesso elude un avversario, va a calciare e infila il pallone sotto la traversa. Si è fatto perdonare alla grande Sordini, doppietta in un tempo, 2-0 Mirafin, aveva avuto l'occasione per il pareggio la Brillante, gran numero lungo l'auto di destra di Sordini che poi ha infilato sotto la traversa, incolpevole di Ponto, raddoppia la Mirafin con una perla assoluta di Sordini, doppietta per lui in questo primo tempo. Dicevamo Sordini che si è fatto perdonare alla grande l'errore in precedenza, che stava per regalare il pareggio alla Brillante, dal possibile pareggio al raddoppio il futsal è spietato e 2-0 Mirafin. Continua a provarci ovviamente la Brillante che ha una nuova chance, poi conclusione di Zito, parata in due tempi da Mazzuca. Sulla prima respinta di Mazzuca ci ha provato Sant'Angelo che però anziché colpire il pallone è andato a colpire il volto dell'estremo difensore della Mirafin che rimane a terra. Arriva un po' di ghiaccio spray magico per Federico Mazzuca. 2-0 Mirafin al Palatorrino, doppietta di Sordini, il primo diciamo così di rapina sul secondo palo su assist di Emer, secondo una perla assoluta, numero in banda destra e poi sinistro sotto la traversa a battere di Ponto. 2-0 Gariffato Sordini, classe 1993, romano di nascita Carlo Vittorio Sordini. Intanto ancora a terra Mazzuca, colpo al volto per lui nel contrasto con Mario Sant'Angelo. Sant'Angelo che voleva sulla sua ribattuta spingere il pallone in rete,
anziché il pallone, ha colpito il volto di Federico Mazzuca. Gli arbitri chiedono l'intervento dello spazzolone per asciugare il terreno di gioco al Palatorrino. Ghiaccio in bocca per Federico Mazzuca. È stato protagonista di inizio gara di una super parata sulla conclusione di Cerri. Gran parata di Mazzuca quando il punteggio era ancora sull'1-0 in favore del Mirafin. Si può finalmente tornare a giocare. Gelve, Gioia mette dentro il pallone, provato a lottare Batella, che è riuscito a guadagnare una rimessa laterale. Gelve la gioca all'indietro proprio su Mazzuca, che sembra essersi ristabilito. Va al lancio lungo, prova addirittura il colpo di testa Moreira. Di Ponto ha conquistato il nuovo possesso per la Brillante. Si fa vedere Sant'Angelo, pensa per un attimo all'1 contro 1, cambia lato. Anzidei la tocca all'indirizzo di un suo compagno di squadra. Non c'è il fallo qui commesso, credo proprio da Moreira. Pulito l'intervento. Sì, si tratta proprio di Moreira, del numero 17 del Mirafin. Le proteste della panchina del Torrino. Mazzuca pressato senza Fronzoli, va a spazzare il pallone, ma arriva anche la sirena conclusiva della prima frazione di gioco. 2-0 Mirafin al Palatorrino, decide la super doppietta di Sordini. Torniamo tra pochissimo per il secondo tempo. Amici di Nuvola 61, bentornati al Palatorrino. Stiamo per vivere il secondo tempo della sfida tra la Brillante Torrino ed il Mirafin. La prima frazione si è chiusa con la Mirafin appunto avanti 2-0 grazie alla doppietta realizzata da Sordini. Sordini che ha sbloccato la gara dopo 10 minuti e 32 secondi e a poco più di un minuto dal termine del primo tempo ha realizzato la doppietta personale con un gran gol di sinistro che è andato a coronare una bellissima azione personale. Le nostre telecamere sulla panchina della Mirafin, dei ragazzi di Maurizio Salustri. Sarà invece la Brillante a toccare il primo pallone del secondo tempo. Ultimi 20 minuti di questa gara di apertura del girone del campionato di Serie B italiano di futsal. Primi 3 punti in palio tra Brillante e Mirafin. Per il momento se li sta portando a casa la squadra di Maurizio Salustri. Doppietta di Sordini nel primo tempo. Arriva adesso il fischio dei direttori di gara, si riparte con il possesso Brillante e dal 2-0 in favore della Mirafin. Pallone calciato largo da Zito, gestisce ancora il numero 5, scarica all'indietro, giro palla Mirafin, ancora Zito, ancora a scambiare con Fantini, si ferma e fa continuare il possesso Zito. Pallone che arriva alla fine di nuovo a Fantini, altro tocco. Eccolo Fantini, vuole l'1 contro 1, se ne va a Demer, il campo però è finito. Il tocco di Gioia è arrivato quando il pallone aveva già varcato la linea di fondo campo. Allora le mani di Mazzuca al rilancio lungo, anticipato di testa Moreira. Voleva la rimessa laterale che i direttori di gara però assegnano la Brillante. Prime battute di questo secondo tempo, 2-0 in favore del Mirafin. Occhio a questo possesso per la Brillante. Costi allarga ancora, poi il pallone messo sul secondo palo, ha messo proprio Fantini, anzi si trattava probabilmente di Anzidei, non siamo riusciti ad individuare il giocatore della Mirafin.
Fatto sta che si ripartirà comunque da una rimessa laterale in favore della Mirafin. Emer all'indietro per Mazzuca, alza la testa, va al lancio lungo, prova ad arrivare di testa a Gioia. Di Ponto ha già fatto ripartire l'azione dei suoi. Sempre Mirafin in possesso, in vantaggio di 2 gol, Brillante in possesso. Fantini, l'1 contro 1, altro cambio di lato, giro palla efficace nella sua metà campo per la Brillante, che però non riesce quasi mai a guadagnare metri e ad impensierire Mazzuca. Lo ha fatto un paio di volte nel primo tempo, in particolare con una super parata proprio di Mazzuca sulla conclusione di Federico Cerri. Intanto qui lo stesso Mazzuca che va a far sfilare il pallone oltre la linea di fondo, le telecamere su Federico Mazzuca, il lancio lungo, prova ad impegnarsi per tenere in campo il pallone Matteo Zito, regala la rimessa laterale a Rodrigo Emer. Gioia suola il pallone, pressato da Savi, alla fine lo induce all'errore. Lo stesso Savi che va a toccarla all'indietro, sempre 2-0 Mirafin. Zito, Savi, alza ancora la testa, serve il pallone a Costi. Fantini, pressato da Emer che stava per sfilargli il pallone, ancora il tocco di Emer. Di Ponto raccoglie, Costi porta il pallone, lo scarica corto su Savi. Sempre possesso per la Brillante, occhio al break, tentato da Fantini che calcia, la conclusione però è centrale, bloccata all'altezza del primo palo da Mazzuca. Gioia si appoggia ancora all'indietro, Gelvé, pallone lungo, non può raggiungerlo Emer. Dalla parte opposta Di Ponto, è già ripartita l'azione della Brillante che dovrà provare ad accelerare il ritmo della partita e magari anche nei minuti finali provare a giocarsi la carta del portiere di movimento. Costi porta il pallone, lo allarga, vuole quello di ritorno, l'uscita di Mazzuca che pulisce l'area di rigore, la spazza dalla parte opposta del campo senza riuscire a trovare Rodrigo Emer. Rimessa laterale della quale sta per incaricarsi Francesco Fantini, che lascia l'incarico ad un suo compagno di squadra. Eccolo Fantini a toccarla con la suola. Brillante che recupera padronanza, diciamo così, della metà campo difensiva del Mirafin. Si riparte però da Zito, pallone allargato, Fantini, l'1 contro 1 di Fantini su Gelvé, si ferma e ripassa per i piedi di Costi. L'imbucata tentata da Zito, prova ad andarsene lungo l'auto di destra, lo fa alla grande Edoardo Savi, viene steso da Emer, secondo ammonito Rodrigo Emer per il Mirafin. Era stato ammonito Sordini nel primo tempo, direi netta la scorrettezza qui di Rodrigo Emer, che ha commesso 2 errori, quello di lasciarsi scappare Savi in 1 contro 1 e poi quello di concedere un calcio di punizione al limite dell'area di rigore con cartellino giallo in allegato per il numero 30 in maglia blu. E allora seguiamolo, questo calcio di punizione. Lo stesso Savi sul punto di battuta scherza con il direttore di gara, si sistema con estrema cura il pallone. Pronto a ricevere uno scarico c'è anche Zito, vediamo se Savi andrà direttamente alla conclusione in porta, vediamo un po', tendiamo il fischio, lo scopriremo. Guarda fisso la porta Savi, che adesso sembra aver cambiato idea, mette dentro il pallone, si salva in qualche modo la difesa del Mirafin. Occhio a questo lancio lungo anticipato Moreira dall'intervento di testa di Zito, e dunque altra rimessa laterale, anzi si tratterà di corner in favore del Mirafin, che conserva gelosamente 2 gol di vantaggio. Emer mette forte teso il pallone in mezzo,
l'ultimo tocco di un giocatore del Mirafin Di Ponto. Riparte la Brillante, 16 minuti e 15 secondi da giocare. Occhio all'1 contro 1 qui di Costi che si ferma, scarica all'indietro su Fantini, costretto ad indietreggiare Fantini, allarga ancora il gioco, sale la pressione del Mirafin che induce all'errore infatti il Brillante, chiedeva il fallo Moreira, non era avvisato dai direttori di gara, poi con tutta l'esperienza del mondo va a difendere la rimessa laterale Graziano Gioia. Altro tocco in avanti, possesso sempre per il Mirafin, buono qui il break per Gelvè sul tacco tentato da Sordini, anzi si trattava di Alessandro Batella. Gioia con l'esterno prova a far correre proprio Sordini, difendono la rimessa dal fondo Zito e Di Ponto. Zito che adesso lascia il campo e Di Ponto farà ripartire l'azione della Brillante con le mani. Dal Lago il velo per favorire De Vincenzo, prova a mischiare le carte mister Maurizio Venditti. Dal Lago pressato, bravo a difendere il pallone, ma sale a tutto campo la pressione del Mirafin. De Vincenzo, su di lui c'è Gioia, deve liberarsi del pallone, lo fa in questo momento, ma ancora la pressione vincente da parte di Batella. Intanto allontanato un membro della panchina della Brillante, si tratta credo di Stefano Rocchi, se non andiamo errati. Uno tra Stefano Rocchi e Gianbelluca Andrea. Cercheremo di fare luce più avanti, intanto ci prova Gioia con una gran botta di sinistro, pallone largo e Di Ponto fa ripartire l'azione della Brillante. De Vincenzo controlla, prova ad alzare la testa per trovare un taglio in diagonale, la chiusura buona qui da parte di un giocatore del Mirafin. Scusa, stiamo cercando di capire chi sia stato espulso dalla panchina della Brillante, non siamo ancora riusciti a fare chiarezza. Intanto qui occhio al break della Mirafin, si salva questa volta la difesa della Brillante. Gioia, Duarte difende il pallone, poi l'errore qui di Batella, rimessa laterale battuta dalla Brillante. Occhio che scorrono i secondi e la Brillante deve provare a fare qualcosina in più se vuole provare a tornare in questa partita. Si fa vedere, riceve De Vincenzo, su di lui la pressione di Batella, occhio al velo, che occasione, lo avevamo appena detto, deve fare qualcosa in più la Brillante. Ha avuto Sant'Angelo la chance di battere Mazzuca, l'aveva quasi saltato con una suolata, spedito poi il pallone fuori dallo specchio della porta. Intanto Batella prova a girarsi dalla parte opposta, trova la risposta di Di Ponto, si è alzato adesso improvvisamente il ritmo della partita. Vediamo se c'è stato o no il tocco di Mazzuca. No, secondo i direttori di gara le proteste della panchina della Brillante. Bravo qui però De Vincenzo a strappare il pallone a Sordini, prova ad andarsene, guadagna la rimessa laterale. Forse c'era stato il tocco di Mazzuca, quello che non siamo riusciti a capire se è arrivato quando già il pallone aveva varcato la linea di fondo campo. Sordini ancora qui in chiusura di testa, poi calcetto ai danni di Dal Lago. Ha rischiato tanto Sordini perché, lo ricordiamo, è già ammonito. C'era un filo di malizia in quel contatto.
Hanno fatto bene comunque gli arbitri a lasciar correre Duarte, ad incaricarsi della battuta. Possesso Mirafin che resta in vantaggio di 2 gol quando mancano 13 minuti e 10 secondi al termine di questa partita. C'è tutto il tempo del mondo per la Brillante per provare a rientrare in questa gara. 2-0 nel futsal è un risultato assolutamente che non vuol dire nulla. Gioia, il pallone imbucato dentro per Batella, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale in favore della Brillante, della quale si incarica proprio Mario Sant'Angelo. Pallone all'indietro, poi allargato per Cerri che ha avuto nel primo tempo una chance clamorosa per pareggiare i conti, ma è stato bravissimo Mazzucca. Eccolo Cerri che porta il pallone, chiedeva un blocco Batella, alla fine Cerri lo spedisce in avanti, ma è un pacchetto regalo per Federico Mazzucca. Sordini non ha fretta di accelerare la Mirafin, trotterella, palla al piede Sordini, poi scarica su Gioia, su di lui c'è De Vincenzo. Sordini, alla fine il tocco in rimessa laterale di Federico Cerri. È pronto Duarte sul punto di battuta, all'indietro il pallone per Sordini, doppietta per il numero 7 nel primo tempo. L'uscita di Ponto, si lotta sul pallone, la scivolata fallosa secondo i direttori di gara da parte di Cerri. Si arrabbia tantissimo il pubblico del Palatorrino. Arriva il cartellino giallo anche all'indirizzo di Cerri. 12 minuti 11 secondi da giocare. Ammonito Cerri. E dunque altro cartellino giallo e altro calcio di punizione in arrivo per il Mirafin. Un fallo di squadra a testa in questo secondo tempo. Pallone in avanti per la conclusione in diagonale tentata da Marcelo Moreira. Pallone toccato in corner, Mirafin che ripartirà ancora con il pallone tra i piedi e con 2 gol di vantaggio. Siamo nel corso del secondo tempo al Palatorrino, anzi si tratta di rimessa laterale, non di corner. Gioia arriva in corsa, scarica un gran sinistro, si salva in qualche modo la difesa della Brillante, poi lo stesso Gioia che va a chiudere spezzando sul nascere il tentativo di contropiede della Brillante. La stava provando a spingere De Vincenzo. Eccolo il numero 10 che rientra sul destro, porta il pallone, il taglio in diagonale. Dallago prova a far girare la sfera, l'ultimo tocco di un giocatore della Mirafin, è lo stesso Dallago che tocca l'indirizzo di Cerri. De Vincenzo, Dallago aspetta il rimorchio di De Vincenzo, cambia lato però su Ansidei, chiuso Ansidei, provato addirittura a sorprendere di Ponto Moreira. Ha già riconquistato il pallone la Brillante Torrino, che ha sempre 2 gol da recuperare. Occhio alla pressione di Sordini su Fantini, si lotta sul pallone, lo recupera Moreira che è andato a colpire la traversa colpita da Moreira. Intanto si è acceso anche un po' il tono agonistico di questa partita. Gelvé a battibeccare con un avversario, si fa sentire il pubblico del Palatorrino. Giallo anche all'indirizzo di Gelvé, terzo ammonito della Mirafin dopo Sordini ed Emer. Calcio di punizione in favore del... anzi no, sarà semplice rimessa per le mani di Mazzucca.
Eccolo Federico Mazzuca che va al lancio lungo. Là dobbiamo cercare di capire il perché sia arrivata l'ammonizione a Gilvet, visto che non è stato sanzionato il fallo in favore della Brillante che adesso gestisce il possesso con Anzidei. Scarica su De Vincenzo, altro cambio di lato per Dallago, e questo un po' è stato il copione per tutto il primo tempo e anche per questa seconda parte di gara. Brillante brava a girare il pallone con continuità, senza mai però riuscire a bucare la difesa del Mirafin, che sta direi gestendo con discreta tranquillità questi 2 gol di vantaggio quando siamo praticamente a metà del secondo tempo. Scorrono i secondi, si affievoliscono le speranze della Brillante di riaprire questa partita. De Vincenzo recupera, difende il pallone su Gelbè, che deve fare attenzione perché è già ammonito. Prova a liberare 1 metro di spazio Fantini per la conclusione, poi passa per i piedi di Dallago. Eccolo Fantini che si appoggia su De Vincenzo, è bravo a saltare un avversario nell'1 contro 1, anche a mettere dentro il pallone proprio per Dallago. Intanto è rimasto a terra un giocatore del Mirafin, cerchiamo di capire di chi si tratta. Le proteste di mister Maurizio Venditti in panchina. Forse era Moreira rimasto a terra. Le nostre telecamere indugiano su una panoramica delle 2 panchine e adesso vanno a pescare Edoardo Savi con la maglia numero 9 della Brillante. E dunque si ripartirà da un calcio di punizione in favore proprio della Brillante. 9 minuti 45 secondi da giocare, sempre 2-0 Mirafin. Si incarta qui sul pallone Dallago, concede la rimessa laterale ancora alla Mirafin. È pronto Rodrigo Emer sul punto di battuta. Gioia guadagna un'altra rimessa, qualche altro metro di campo preso dal Mirafin. Ancora le proteste di mister Maurizio Venditti in panchina. Gelbè, pallone all'indietro per Mazzuca, vuole il lancio lungo, controlla dalla parte opposta Di Ponto. Occhio all'1 contro 1 tentato qui da Francesco Fantini, si resta sul 2-0. Non ha avuto clamorose vere occasioni da gol in questo secondo tempo la Brillante qui al Pala Torino. Dallago controlla, alza la testa, De Vincenzo, poi arriva l'anticipo di Gelbè ai danni di Fantini. L'ultimo tocco è proprio di Gelbè, la rimessa laterale in favore della Brillante. Dallago va a recuperare il pallone, sarà lui a battere la rimessa. Vediamo se mister Maurizio Venditti deciderà di giocarsi la carta del portiere di movimento. De Vincenzo chiuso in rimessa laterale da Gioia. Emer si impegna per arrivare sul pallone, l'ultimo tocco è il suo. La rimessa laterale sarà ancora in favore della Brillante. Sempre 2 gol da recuperare per i padroni di casa. Gestisce Zito, scarica su Dallago. Dallago passa per De Vincenzo. Ancora Gelbè a chiudere in rimessa laterale. De Vincenzo, Dallago. De Vincenzo va a puntare in 1 contro 1 Emer, si accentra, passa ancora per i piedi di Dallago. Altro giro palla prolungatissimo della Brillante, sempre Dallago in possesso, allarga per Savi, altro cambio di lato, ma è sempre qui che si ferma l'azione della Brillante, che quasi mai riesce a dare profondità. Intanto qui passaggio all'indirizzo proprio di Dallago, troppo lungo
Mazzuca va al rilancio lungo, la chiusura di testa di un giocatore in maglia verde, si trattava di Matteo Zito, e rimessa laterale per Duarte, scambia con Gioia, eccolo ancora Duarte, altro cambio di lato, vuole prendersi il pallone di ritorno, si transita però ancora per i piedi di Gioia. Duarte l'1 contro 1, rientra, si crea spazio per la conclusione, non l'effettua, alla fine si incarta ma riesce a tirarne fuori quantomeno una rimessa laterale. Scorrono i secondi al Pala Torrino, 8 minuti esatti da giocare, 2 gol di vantaggio per la Mirafin sulla Brillante, entrambe le marcature nel primo tempo, doppietta di Sordini, bellissimo tra l'altro il secondo gol del numero 7. Intanto qui prova ad andarsene in 1 contro 1 Savi, c'era De Vincenzo solo sul secondo palo, stava per arrivargli il pallone, si è salvata qui la Mirafin, potenziale occasione da gol, altro tiro tentato da Zito. Savi qui va a subire il fallo da parte di un giocatore della Mirafin, poi si affretta a battere il calcio di punizione. De Vincenzo prova ad alzare adesso il ritmo la Brillante. De Vincenzo ancora per Savi, cerca di ricavare 1 centimetro di spazio per la conclusione mancina che non arriva. Si rinnova il duello tra Savi e Sordini, poi prova lo spunto in 1 contro 1 Zito, arriva su di lui la chiusura di Duarte. Savi, imbucata centrale, occhio a questo break della Brillante, recupera ancora una volta Duarte che se ne va in 1 contro tutti. Alla fine sul tocco di Savi guadagna la rimessa laterale, si avvicina un passo alla volta allo striscione del traguardo per il Mirafin, anche che se mancano 7 minuti e 6 secondi da giocare. Nel futsal abbiamo visto rimonte ancora più clamorose. Recuperare 2 gol di vantaggio in 7 minuti nel futsal, non so neanche se possa definirsi un'impresa. Perché ripeto, ne abbiamo viste tantissime in questi anni. Sport meraviglioso il futsal proprio per questo, perché sa tenerti incollato fino al 40° minuto. Non abbiamo ancora visto la carta del portiere di movimento per la Brillante, vediamo se deciderà di giocarsela mister Venditti. Intanto qui Di Ponto fa ripartire l'azione da Zito, possesso per la Brillante, chiedeva il fallo qui. Fallo non ravvisato dai direttori di gara, si ripartirà con una rimessa dal fondo per le mani di Mazzuca. Se n'era andato in 1 contro 1 Savi, se non andiamo errati. Ci stiamo avvicinando un passo alla volta alla fine di questa partita, sempre 2-0 Mirafin, altro pallone lungo. Poco più di 1 minuto da giocare, eccolo Savi, scaricare all'indirizzo di Fantini. Fantini prova l'1 contro 1, va a calciare in 2 tempi, libera la sua area di rigore Mazzuca. Si resta sul 2-0, 1 minuto, 20 secondi, ultimi assalti di questa partita per la Brillante che ha il dovere di provarci. Pallone toccato in avanti proprio per Savi che si incarta sulla sfera e concede la rimessa laterale alla Mirafin. Va Sordini sul punto di battuta, si avvicina passo dopo passo, la prima vittoria pesante esterna della Mirafin in campionato. Si lotta sul pallone, alla fine Emer, break 3 contro 1, pallone allargato sul secondo palo. Batti e ribatti al centro dell'area di rigore, occhio alla parte opposta, parte il contropiede, De Vincenzo prova a spingerlo, pallone per Savi ma è tornata la difesa della Mirafin, non giocata nel migliore dei modi questa azione. 40 secondi dalla parte opposta, si lotta ancora sul pallone, occhio al break tentato da De Vincenzo, si allarga sul destro, prova a calciare, lo fa sul corpo di Emer, si ritrova lì il pallone. De Vincenzo con il sinistro che non è dal suo piede, lo spedisce alto sopra la traversa.
Continuano a scorrere i secondi qui al Palatorrino, sempre 2-0 Mirafin. Mazzoca, il rilancio lungo, pallone blindato in avanti da Moreira, si torna indietro, Sordini, 20 secondi da giocare, gestione del possesso per il Mirafin. Gelvei in avanti per Gioia, recupera il possesso la Brillante, adesso sì che serve una rimonta clamorosa. Savi prova ad andarsene 1 contro 1, mette sul secondo palo per De Vincenzo, recupera il pallone Gioia, ma possiamo far scorrere i titoli di coda su questa partita. Possiamo assegnare i primi 3 punti del suo campionato al Mirafin, che sta portando a casa la vittoria. Arriva adesso la sirena conclusiva della partita. Arriva proprio in questo istante anche il triplice fischio dei direttori di gara. Mirafin al Palatorrino batte Brillante 2-0, basta la doppietta nel primo tempo di Sordini. Amici di Nuvola 61, un buon proseguimento di serata da parte di Mattia Esposito.